I'm not a writer. Guarda che belle stradine furlane tipiche, cioè anche con la nebbia è piacevole, guarda. Queste belle curvette, un po' morbide e un po' racing. In moto sono senz'altro racing. In camper quanto siamo? 45 all'ora e sono morbidi, guarda che bello. Anche Amy, cioè, cerca di capirmi, io provo anche un attimo a far entrare nella parte zen, no? Chi guarda. E te non puoi così dire ma cagate, robe vostre, cioè. Guarda che forte, guarda a destra che colori strani. È strano, è strano. Chiaro che poi tra la GoPro e tra il monitor, che ognuno ha il proprio profilo colore, no? Alla fine ognuno ha la propria luminosità, quindi quello che vedo io nella realtà non è che proprio lo vedi così, però è simpatica sta roba. Guarda là che qualcuno sulla montagna ha fatto un cuore con i sassi enorme, gigante, ma non lo vedi perché già è distante, più la GoPro ti fa i video a 50 miliardi di chilometri, ma curati che stradine. Guarda che belle stradine. Amy, guarda che stradine, hai visto? È bella, è una bella stradina. Ah, ma sì, guarda che roba, immersi nel verde qua a Furlano. Bello, molto bello, rilassante con questa atmosfera uggiosa. Che belle stradine in mezzo a questo verde, il verde. Guarda alberi, Amy a destra, guarda che roba, che fico, che bello, molto bello. Questo è un cagatoio immenso se vuoi andare a fare la cacca qua. Perché andiamo a fare la cacca qua? Perché dove parcheggio la casa, vedi? C'è tanta pendenza qua a destra, tipo un fossetto, no? Non hanno fatto. Eccoci qua, guarda il tagliamento enorme, guarda a sinistra. No, aspetta che ti stanca. Ara, cacchio, vuoi che non ti facevo vedere sta roba? Guarda che robe. E guarda anche di là, qua cane, guarda, no, sì, tu guardi qua, allora lui lo facciamo guardare di là, vedi? Che c'è anche il coso e la ferrovia, è bello. Vero che bello, Amy? Noi guardiamo un po' di qua e un po' di là. Per la par condicio. Bello. Tutto molto bello. Comunque, secondo Google Maps, eravamo sopra un'isola praticamente. E adesso qua il ponte collega di nuovo la terra. Ma come fa la gente ad andare là? Guarda che bello, Amy. Ah, guarda come si fa ad andare qua, così si va qua e si va a fare tanta cacca, hai capito? Tanta cacca, andiamo a fare tanta cacca e dopo ci saliamo qua con tutti questi sassi. Ma sì, basta tanta rincorsa e là mi cade la roba della BTI, ma non sono sicuro che ce la facciamo. Forse sì, forse no. Aspetta che ci giriamo già l'habitation. Cosa dici, amico? Ce la prepariamo già girata. Sì. È una bella salita che in GoPro ovviamente non capisci mai, però è una bella salita. Ok ragazzo, abbiamo fatto tutte le impellenze di prima necessità, quali pisciare e dronare, e adesso dobbiamo farci questa super salita che è tutta di sassi. In GoPro ovviamente non la vedi ripida, chiaramente, allora dici ma questo è scemo, ce la ingrandisce, invece no, un cacchio, vabbè. Vai, potenza, vai, non sgommare, vai, oh merda, vai, grande, bravo, camper, bravo, fermo qua la tua potenza.
Cazzo, non si vede niente. Aspettiamo quella macchina là. Ai, non ho neanche puntinato. Prima del cartello Norgaria del Friuli sta roba. No dai, tranquillo, te l'ho puntinato alla fine. Buono, buono. Mi sentirò ricco quando farò il gasolio e mi sentirò povero dopo averlo fatto. Cacchio, 1,6 al litro, impazziti. Quasi ho cambiato idea. Ecco, questo è il lago di Cornino. Ti ricordi, in una vecchia puntina ci eravamo passati, era quello con quel blu molto particolare dovuto al tipo di roccia e probabilmente ai sali minerali che ci sono dentro. E sì, io dormirei qui. Fammi vedere che dice parcheggio incustodito. Vabbè, ci sono io. Cazzo. Guarda, cavolo, c'era da girare il camper, così ho... No dai, proviamo ad andare avanti, giriamo il camper così ho la cosa, come si dice, la pranzo con la dinetta. Eccoci qua, ho girato il camper con 2 manovre no professional, di più ragazzo, di più. Tac, qua belli attaccati, anzi, proprio guarda, tac, dello so. Oh, ciao, che te devo dire? Dove abito oggi? Dove abito oggi? Spam! Cazzo, che scuro, non vedrai una zippa. Il lago di Cornino, cioè proprio, guarda che roba, fronte lago proprio sono. Ti ho puntinato il posto qua, il parcheggio. Ti stai anche in 2 camper tranquilli, guarda. Io sono quasi alla fine. E verso di là, guarda, vedi? Hai ancora spazio. E c'hai la discesa diretta, no? Cioè di qua c'erano i sentieri, adesso non mi ricordo quali. So che l'ho già fatto, quindi insomma probabilmente non c'è neanche a farci più di tanto male. E scendi e vai al lago, bellissimo, ma che roba. Vedrai, domani. Guarda le montagne. Bello. Un po' tra virgolette turistico, non proprio wild, perché è per strada, diciamo, no? Il lago di Cornino. Però, insomma, tanto qua il parcheggio appunto è per 2. Io col mio camper ne ho occupato a metà, cioè ci stavano tipo 3-4 macchine. Io ho occupato metà parcheggio e via. Ma che roba. Mamma mia, senti che è cozzo, vieni, attento. Senti che roba. Aio! Fighissimo! E che? Oh! Strafigata. Bellissimo. Chi è che mi risponde? Un gufo? Aspetta. Gufo! Cazzo, senti che roba! Sì, è un gufo che mi risponde. Ah, gufo! Cazzo, si sente 2 paesi più in là, figo. Aspetta. Altissima, purissima, levissima! Un po' meno, là meno. Devi stare sulle O e sulle U.